Zanchini, già Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché Presidente dell'ente biblioteca. È con me nel CDA anche l'avvocato Luca Zanchini, il figlio dell'avvocato Flavio Zanchini, l'avvocato Maria Giuseppina Sceff. E che mi pregano di salutare, che anche loro purtroppo non saranno presenti con noi. E 90.000 volumi il cui nucleo originario è rappresentato dalle donazioni pervenute appunto in questa sala. Non era questa l'originaria sala della biblioteca di Castel Capuano, ma poi man mano confluite qua, inizialmente da parte di avvocati illustri, da toghe principi del foro partenopeo. C'è la targa lì che, se potete guardare alle vostre spalle, la targa è firmata da Luigi Ianigro, Nicola More, Celestino Tummonte, Antonio Rilia, Gaetano Manfredi ed altri, che vollero appunto donare alla biblioteca di Castel Capuano quelli che erano stati compagni fedeli, proprio questo riporta la targa, del loro lavoro quotidiano, affinché la biblioteca li potesse custodire come ne avevano custodite, con lo stesso amore con cui loro le avevano custodite nei loro studi. E man mano negli anni, come potete vedere, le donazioni sono aumentate a dismisura, e ovviamente neppure Enrico Messina, che volle inaugurare nel 1896 la biblioteca storica di Castel Capuano, poteva prefigurare una mole così ampia, così grande di volumi che avrebbe custodito la biblioteca storica di Castel Capuano. Tra l'altro quasi tutti i volumi sono in corso di catalogazione. Adesso è stato catalogato già quasi tutto l'antico, quindi quasi 15.000 volumi sono stati già catalogati, ce n'è ancora qualcuno sparso in queste lunghe scaffalature, e adesso iniziamo a catalogare anche il moderno. E questo è importante perché ovviamente ci viene richiesta la visione di un testo, è facile, è più semplice individuarlo. Detto ciò, la biblioteca di Castel Capuano adesso però forse è tempo che si resta di nuovo, perché ovviamente internet, diciamo, il sopravvento di internet e dell'era tecnologica, il trasferimento della sede del Palazzo di Giustizia altrove hanno, diciamo, minato un po' la vita dell'ente, della sala biblioteca De Marsico. E allora vestirla di nuovo nel senso di aprirla non più soltanto ad avvocati, giuristi, a cultori del diritto, ma aprirla a tutta la cittadinanza. Quindi vogliamo che la biblioteca riviva, che sia aperta a tutti, naturalmente Napoli e oltre, perché custodisce un patrimonio inestimabile ed è comunque un gioiello, a mio vedere, non so, credo che siate d'accordo, della nostra città. Credo che sia proprio da considerare veramente un gioiello, non soltanto dell'avvocatura, ma della città. E quindi ecco perché adesso eventi, appunto dicevo, di carattere culturale, anche non prettamente giuridico, benché in qualche modo collegati ovviamente alla giustizia e al diritto, ma comunque di eventi culturali in un'accezione più ampia, quindi che abbiano comunque uno sfondo, la cultura sì, aperta come momento di confronto, come momento di conoscenza, approfondimento di varie tematiche. Ed oggi lo facciamo proprio con l'evento che ha organizzato l'avvocato Stefano Boucher e tutti coloro che si sono prodigati nell'organizzazione di questo evento. La tutela del multilinguismo, diritti, formazione culturale, media, nuove tecnologie. Perché come sapete, voi sicuramente che siete forse ancora più di me appassionati della materia, dal 2007 si celebra il 21 febbraio la giornata internazionale della lingua materna, come giornata in cui viene esaltata la diversità linguistica e culturale, appoggiandosi al concetto di multilinguismo. E su questo grazie al lavoro forse principale dovuto al dottor professor Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana per la promozione, diffusione e salvaguardia della cultura della lingua di Napoli, che ha diciamo, come missione quella di trovare il modo di mantenere viva
fa la lingua in cui sono state scritte opere, innumerevoli opere di valore, diciamo forse considerati dei veri e propri capolavori della lingua napoletana, e quindi fare in modo di scongiurare il rischio che questa lingua, questo patrimonio culturale che ci appartiene, che è nostro e che è bellissimo, vada perduto. E allora ringrazio il professor Massimiliano Verde e tutti gli esimi ospiti relatori che man mano seguiranno nelle loro relazioni oggi, magistralmente moderati dall'avvocato Stefano Boucher, che ringrazio e al quale passo la parola. Grazie. Grazie Patrizia. Allora, io cercherò di intervenire anche per provare a fare dei momenti di sintesi in maniera tale che comunque dei concetti cerchiamo di trasferirli nella maniera migliore possibile. Veramente anticipo, il multilinguismo è la soluzione per tutelare, non per far sì che il napoletano si sovrapponga e si sostituisca all'italiano, chiaramente, anticipo le conclusioni. Il discorso è tutelare. Sicuramente l'italiano non ha bisogno di tutela, ma soprattutto tutelare il napoletano, che probabilmente è la seconda grande lingua della penisola. Approfondiremo altri aspetti, lascio subito la parola al professor Massimiliano Verde, professore di cultura e lingua napoletana, e mi fa piacere che conduca lui in questa full match nella tutela e nella valorizzazione della lingua napoletana. La parola a Grazie. A tutti, buongiorno. Diciamo, ovviamente l'emozione è molto forte, in quanto io mi trovo in un tempio non soltanto giuridico della civiltà neapolitana, che voi sapete benissimo quale onore, quale dignità, quale patrimonio universale di democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani ha dato al mondo, a partire dai nostri progenitori magno-greci. E noi sempre dobbiamo avere, diciamo, a cuore, perché, come dico, ho detto ai bambini, vado anche un po' a braccio perché sono molto emozionato. Come disse ai bambini del Palasciano, abbiamo anche la dottoressa che vi ha seguito in questo, quando spiegando questa, diciamo, l'importanza e la rilevanza della magno-grecità di Napoli e di noi stessi napoletani. Infatti il bambino della quinta elementare del Palasciano di Pianuca mi disse in vernato, quindi mi disse nella sua lingua materna, quinta elementare, questo bambino, userò una espressione molto napoletana, ma allora si grece vanno a fare una statua. Cioè io risposi, sì, figlio mio, a questi greci dobbiamo fare una statua, ma quelle statue, come quelle che insomma illustrano questa non so se si sente, sì, illustrano questa splendida sala, siamo noi, siamo carne viva, anima, intelletto, cuore, passione, intelligenza, saper fare, democrazia, perché la democrazia è nata a Napoli, è nata della Torah di San Gaetano, grazie ai padri greci, e noi ce la siamo portata dietro fino a questa stupenda vittoria De Massimo, presieduto dalla gentilissima, onorevolissima dottoressa in tutto. Allora, prima avrei voluto fare ho fatto questa premessa, però devo farne anche un'altra, e qua chiederei nel ricordo di alcune personalità che sono stati miei maestri e che occorre ricordare per sempre, cui io sono sempre grato. E mi ricordo innanzitutto di persone che purtroppo ci hanno recentemente lasciato, come il poeta Nazario Bruno Napoli. Ovviamente non posso anche qui ricordare anche il grande, sempre molto emozionato di ricordare il suo nome, Angelo Manna. Io ho l'onore e il piacere di avere qui in sala il fratello, e chiederei per loro e per il nostro che vi sto per fare, Aldo appunto, un grandissimo applauso. E in primis, insomma, un attimo solo per gentilezza, accumulando diciamo, a loro un grandissimo applauso a chi io sarò il primo a farlo, è il dottor Raffaele Placale, il professor Cavoiano e l'avvocato Renato De Falco. Grazie.
Qualche parola introduttiva, perché questo non so, per chi sa o chi non sa, dirò anche questo. Io sono un interlocutore dell'UNESCO per l'International Year of Indigenous Languages, cioè l'anno internazionale delle lingue autoctone. Io rappresento molto umilmente, con tanta modestia, diciamo così, l'idioma che ci dicono i nostri padri greci. Collaboro anche con l'Università di Atene, che vi sapete tutti, quella del Peloponneso, tra l'altro, non a caso. Appunto sono interlocutore dell'UNESCO per le questioni che riguardano i diritti linguistici e culturali dei bambini di lingua materna napoletana e, come chiamo sempre io, quindi creature, ma pure il femmine Napoli, che purtroppo non sempre vengono, diciamo, tutelati in Italia, e poi cercherò di spiegare molto umilmente perché. Allora, qualche parola in inglese non perfetto e mi perdonerete. Thanks to Council of the Naples Bar Association, we have the opportunity to discuss the theme of the 2022 International Mother Language Day, IMLD, about the role of technology to advance multilingual education and support the development of quality teaching and learning. For us Neapolitans, our mother language is the Neapolitan. To the IMLD 2022, we aim to consider the potential role of technology, including traditional media such as radio and television, in supporting multilingual teaching and learning. As Accademia Napoletana, we work to preserve Neapolitan language with media and new technologies such as internet, application, and so on. The conference is called the IMLD 2022, and we introduce the work of the Accademia Napoletana to preserve and promote Neapolitan language as a vulnerable language UNESCO ISO code NAP. Allora, io ho cercato di dare una introduzione in inglese, e mi perdonerete il mio inglese non perfetto, per questo convegno, e quindi sarà poi trasmesso diciamo una volta in mondovisione, perché tutto ciò che io faccio è direttamente collegato con tutti i continenti, dalla Latino America, agli United States, eccetera. Anche in Australia siamo arrivati con la stessa carta. Allora, la cosa che mi preme di dire in primis è che il napoletano non è un dialetto dell'italiano, ma, come ci diceva il grande Raffaele Bracaro, è un idioma romanzo con influenze oltre che ovviamente latine, ma anche greche, di cui conserva, questa è una cosa fondamentale, del bello di Loppi, il vocalismo, oltre che lo spirito filosofico. Ancora una volta lo ripetiamo qui in questa stupenda biblioteca dei Massimi. Ovviamente anche di lingue che sono addirittura greche, come l'osco, noi lo riportiamo anche nel nostro idioma, quando per esempio, molto banalmente, però, anche se addirittura nel quartus corpus latinarum di Pompei noi vediamo delle iscrizioni che sono di un latino con delle influenze oste. Per esempio vere undus invece di vere undus, quindi la doppia N che invece lo troviamo di nuovo anche nel nostro bravo idioma. Invece noi non diciamo in napoletano unda, ma lo diciamo unna, e quella doppia N è una reminiscenza di una lingua che addirittura è pre-greca. Questo per farvi, non perché non lo sappiate, ma per evidenziare ancora una volta la potenza etimologica di questo patrimonio linguistico che noi abbiamo il dovere, e io ho il dovere, in quanto napoletano, di trasmettere alle nuove generazioni. Ovviamente il napoletano non è soltanto un patrimonio di Napoli, ma un patrimonio che appartiene all'umanità, perché è intriso in questi valori, diciamo, di ospitalità, di democrazia, solidarietà. Ovviamente il napoletano è anche la lingua dei quattro nati di Napoli, perché la resistenza antifascista che è stata fatta ovviamente dalle donne in primis di Napoli è stata fatta utilizzando la lingua napoletana. Gli Scugnizzi non parlavano italiano e ovviamente quelli che hanno dato la vita per la liberazione di Napoli l'hanno fatta questa resistenza di ammanasa, aiutandosi e combattendo morendo con la lingua napoletana. Queste sono cose che ho avuto l'onore anche di dire alla New York University, alla Huston University, invitato dal professore chiarissimo Stefano Pugliese e dalla presidentessa dell'Italian American Educators Josephine Buscagnaia, che ci segue, ci supporta e con la quale lavoriamo intensamente. Ora, ovviamente in questa sala non posso che ricordare anche un altro famoso avvocato, forse molto famoso, anche se poi è passata la storia per la lingua napoletana, quando ha scelto il nome, cioè il più santo dei napoletani, il più napoletano dei santi,
Sant'Alfonso nelle di Liguori, ovviamente. Non possono ricordare tanti altri che magari anche napoletani non erano come il Petrarca, che lui vede diciamo, a Napoli a farsi diplomare da Roberto D'Angiò, Petrarca, e con l'epistola napoletana, il Sanazzaro, che scrisse, sappiamo chi è, ma lui scrisse anche opere, ha aperto il campo diciamo, al patrimonio letterario napoletano, ancora prima diciamo Battista Basile, ovviamente con solo il Camerone, e collaborando anche con gli amici dell'Istituto di Studi Valenzians di Valencia, quindi con la Spagna, con il Regno, per il lavoro con il Regno di Valencia, anche ovviamente uno che viene, io considero, potrei sembrare blasfemo, ma io considero il vero padre del Rinascimento italiano che è Alfonso il Magnanimo. E non è un caso che la prima accademia, quella montagna, sia nata a Napoli, e non è un caso che Alfonso il Magnanimo abbia aperto diciamo, la strada anche per l'ufficializzazione della lingua napoletana, scrivendo e facendo emanare i decreti in lingua napoletana. In primis abbiamo avuto anche, anche la regina Giovanna scrive in napoletano, delle lettere della corte diciamo, provinciale angioina di Napoli. Questo per dire anche che la lingua napoletana ha sempre avuto una funzione storica, quindi che se ne dica come lingua, quindi anche una funzione politica. E ovviamente questo, le lettere della regina Giovanna, ovviamente grazie a un molto importante che è stato riportato dall'Accademia della Crusca, il dottor Sabatini. Ovviamente qui vorrei anche ricordare che il napoletano viene trasmesso come lingua materna, così come ci ricorda il chiarissimo professore Nicola Tollasi. Quindi questo è un concetto basilare. Il napoletano è la lingua materna della comunità sociale, popolare di Napoli. E questo molto ovviamente lo ripeto io, ma non solo a Napoli, perché io ho diventato un simpatico, diciamo, posso dire, neologismo che piacque anche al chiarissimo professore Carlo Jacopo, che io ho sempre come maestro, lui era insieme al dottor Raffaele Bracale, era anche un membro dell'Accademia Napoletana, che io loro di presiedere, praticamente è il napoletanofono, cioè con il quale a Napoli, in qualsiasi parte del mondo, nella nostra diaspora, sappiamo che abbiamo la comunità più grande di origine napoletana, addirittura in San Paolo del Brasile, dove ascolteremo il professore magistrato, sì, avvocato dei diritti civili Ivan de Oliveira Duarte del Brasile. Abbiamo la più grande diciamo, comunità di origine napoletana a San Paolo del Brasile. Quindi i napoletanofoni chi sono? Non sono soltanto coloro i quali sono nati a Napoli e sono capaci di leggere, scrivere o comunque parlare anche una variazione della topica del napoletano, sia a Napoli che fuori, ma anche tutte le comunità di origine napoletana che sono in giro per il mondo. Voi vedete che questo patrimonio linguistico culturale, pensiamo alla canzone napoletana, la tela mediterranea, al teatro, alla poesia, si articola in un universo di ricchezze, di tesori dell'umanità, democratico, solidale, diciamo così, secondo sempre l'insegnamento dei nostri padri greci, che io non smetterò mai in eterno di ringraziare, che quindi è un valore universale, non soltanto per il che vorrei ovviamente conservare e proteggere, appunto, come cerco di fare io attraverso le attività didattiche, i progetti, lo scrivo anche per alcune riviste scientifiche, anche di diritti civili, la rivista di Diritto Civile, faccio parte del comitato editoriale, con il professor avvocato Pietro della Verrova, tra l'altro, che è il direttore, e anche l'amico parimenti Ivan del Rovasci. Quindi io mi occupo della questione del napoletano non soltanto dal punto di vista ortografico e grammaticale, ma anche dal punto di vista della protezione dei diritti civili, culturali, linguistici, umani. Delle precisazioni devo farle per quanto concerne alcune convenzioni, qua siamo in tempo del diritto. Allora, sono innanzitutto 3. La Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che afferma che il diritto di parola e alla lingua è un diritto insopprimibile. Il diritto alla libera espressione di un essere umano e alla sua soddisfazione non è negoziabile ed è un obbligo per tutti, uomini, donne, famiglie, scuole e gli stessi stati. Parimenti, la Dichiarazione universale dei diritti umani afferma solennemente che l'ideale di un essere umano libero, e sottolineo libero, scusate l'animosità, ma senza di questa non sarei arrivato fin qui, grazie ovviamente anche all'avvocato Buscella, presidentessa, a tutti coloro che fanno il onore di
di poter avere organizzato così le leggi da trovare, ovviamente grazie a loro, l'applauso per tutti loro, non per me in questo caso, quindi il diritto alla libera espressione di un essere umano può essere raggiunto solo se vengono create le condizioni che consentano a tutti di godere tra gli altri dei propri diritti culturali. La Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite, al paragrafo C dell'articolo 55, stabilisce il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione tra gli altri di lingua, proteggendo così la diversità di ogni essere umano e quindi di qualsiasi identità linguistica o culturale. Pertanto, e purtroppo mi costa dirlo, come accade sovente in Italia, la compromettere la libertà di usare una lingua, molto spesso noi vediamo i nostri bambini, le nostre donne rappresentate mediaticamente in consesso anche culturale, televisivo o quant'altro, in una maniera degradante socialmente, quando parlano, si esprimono della nostra lingua italiana, come diceva appunto il grande Angelo Manna, diciamo così, in una rappresentazione appunto che non fa diciamo, onore a questo patrimonio universale che è la lingua napoletana. E allora, pertanto, compromettere la libertà di usare una lingua significa attaccare l'identità culturale di una comunità, un'identità territoriale, un popolo, in altre parole, costituisce un danno irreparabile alla realizzazione dei propri diritti culturali, il che implica la stessa impossibilità di realizzare compiutamente e trasmettere uno specifico patrimonio culturale, ma anche un reato per l'integrità della persona umana e per la dignità e il libero sviluppo della personalità di un individuo, così come richiamato dall'articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Pertanto la possibilità di poter utilizzare una lingua, disgraziatamente ciò molto spesso non accade, non può accadere in Italia perché le istituzioni a livello centrale non consentono l'inserimento di programmi nazionali della lingua napoletana, che tra l'altro è anche un patrimonio della nazione. Pensiamo alla dieta mediterranea, l'antico pizzaiolo, è lingua napoletana, non troverete il vocabolario italiano pizzaiolo, troverete pizzaiolo, non pizzaiolo, o per esempio ancora la canzone classica napoletana. Tutto ciò che è in lingua napoletana non è protetto giuridicamente in Italia, e questo è, secondo chi vi parla, potrebbe anche considerarsi una violazione dell'articolo 9 della Carta Costituzionale Repubblicana, che invece impone allo Stato, qui dalla Repubblica, di tutelare il patrimonio della nazione. Ora, se noi abbiamo questo patrimonio di cui l'Italia si fa tanto nel mondo, non si capisce perché questo stesso patrimonio non debba essere valorizzato, preservato e promosso soprattutto a livello, diciamo, scolastico. E qui io apro anche delle riflessioni per chi lo ha fatto. Per cui la possibilità quindi di poter utilizzare una lingua trasmettendola e garantendola l'insegnamento è uno degli elementi più importanti del diritto di trasmettere un'identità culturale e pertanto è intimamente connesso allo stesso diritto alle libertà universalmente riconosciute. Ovviamente in questo convegno, che vuole anche essere propedeutico alla prossima giornata internazionale della lingua materna, che si realizzerà il 21 febbraio prossimo, io sono stato contattato appunto dall'UNESCO, ve lo dico in napoletano così aggiungiamo anche un po'. Ma avevo che genere fa la lingua napoletana di stampa? Ovviamente la dottoressa Loro dell'UNESCO non mi ha parlato più così, mi ha ovviamente detto: ci dica cosa state preparando per la lingua per quest'anno, che riguarda appunto la giornata internazionale della lingua materna, che riguarda il multilinguismo e nuove tecnologie. E io ho detto: vabbè, Stefano, vogliamo fare un bel convegno? Lui dice: ma fa sta cosa. E Stefano si è ogni tanto questo cosa va bene. L'avvocato Pusce segue questa disposizione con la presidentessa in tutto, insomma, ci hanno fatto super legato. E quindi, dottoressa, io sono il presidente della lingua napoletana, mamma faccio la lingua napoletana, devo scrivere soltanto in English o in Italiano. Assolutamente, si deve parlare questo napoletano, si deve parlare. Io purtroppo a casa non sono stata molto abituata a parlare napoletano. Mamma milanese, papà napoletano sì, però mamma comanda tutto, ovviamente le donne comandano. Esatto, però e quindi non l'ho insegnata, non l'ho trasmessa
messa a mia figlia, ma per fortuna la scuola e il contesto in cui viviamo per fortuna la salvaguarderà anche lei. Grazie. Poi quando lei avrà bisogno, se avrà bisogno di una consulenza del tutto gratuita, grazie, mi occorre sicuramente, quando parlo in napoletano sono poco credibile. È credibile per tantissime cose, per il ruolo che ha. Allora, quindi, pertanto, qui abbiamo detto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi ho pensato di fare questo, diciamo così, pensato di poter fare questo convegno anche in ossequio a questa giornata internazionale della lingua materna 2022, che ha a cuore il multilinguismo, la diffusione del multilinguismo nelle nuove tecnologie. Quando parliamo di tecnologie parliamo di internet, ovviamente delle applicazioni, dopo abbiamo anche magari amici di Sibris della città, dove abbiamo fatto anche una splendida applicazione allo Senato pure napoletano, e quindi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite infatti ha dichiarato nella sua risoluzione approvata il 16 maggio 2007 che la diversità linguistica è un elemento importante della diversità culturale e promuove il rispetto, la promozione e la protezione di tutte le lingue, in particolare le lingue a rischio di estinzione, la diversità linguistica ed il multilinguismo. In realtà quindi la consapevolezza delle tradizioni linguistiche e culturali e la loro trasmissione attraverso soprattutto dei programmi scolastici, così come ci ricorda anche l'Unione Europea, il quale sempre abbraccia perché ho fatto usarci, ma insomma devo anche sintetizzare, per esempio ecco, la risoluzione del Parlamento Europeo, se ricordo bene, eccola qua, del Parlamento Europeo del 24 marzo 2009, è molto importante sul multilinguismo, che lo considera appunto una risorsa per l'Europa e un impegno condiviso, promuove e sostiene l'introduzione, attenzione, la risoluzione del Parlamento Europeo del 24 marzo 2009 promuove e sostiene l'introduzione delle lingue madri minoritarie, locali, straniere nei programmi scolastici oppure nel quadro di attività extrascolastiche aperte a tutti, un po' quello che ho cercato di fare con l'Istituto Comprensivo 72esimo Palasciano con la dottoressa De Giulio che poi parlerà e con la dottoressa Pianeta Carnevales, e ringrazio anche la preside di avermelo fatto fare, la preside della dirigente scolastica, così si chiama. Allora, giusto per essere sempre un po' più leggeri. Quindi in realtà la stessa Unione Europea impone, sostiene e promuove l'introduzione di lingue materne e madri nel contesto scolastico. Perché? Perché in realtà ci dice, la stessa UNESCO quindi ci dice che è importantissimo l'introduzione appunto della valorizzazione delle lingue materne a livello scolastico. Perché? E questo è tutto ciò, in realtà l'UNESCO sconfessa tutto ciò che ci viene molto spesso, diciamo, insegnato, cioè che per esempio chi parla in napoletano avrà dei seri problemi con l'italiano a scuola. E io vi dico, no, il problema non è questo. Infatti il rapporteur, quindi il referente che si occupa del UNESCO per le Nazioni Unite di queste questioni è stato molto chiaro e ha detto proprio il contrario. E invece è l'apprendimento della propria lingua materna o madre che consente quindi il corretto uso ortografico, grammaticale e fonetico della propria lingua materna, napoletano e napoletano, consentirà poi successivamente di avere non soltanto la possibilità di conoscere altre lingue, nel nostro caso l'italiano, inglese, francese, eccetera. Questo come diceva la Polanda mia nonna, questo è babotello, cioè voglio intendere, non è che insomma il napoletano occorre impararlo come occorre imparare tutte le altre lingue, altre insomma che possono essere utili nel mondo, non è questo il problema. Però il rapporteur della AEM, quello che si chiama delle Nazioni Unite dell'UNESCO, ci dice proprio questo, dice che il corretto apprendimento della propria lingua materna, quindi un'educazione, un'informazione corretta, quella che cerco di fare alla scuola, nei progetti internazionali, le riviste, anche in Latino America, insomma con la comunità immigrata, dopo sentiremo l'avvocato Charles Santeria da New York, per esempio, è proprio questo, cioè consente di avere anche, e questo potrebbe suonare blasfemo, ma in realtà è così perché è provato, consente anche di avere ottimi e migliori risultati anche professionali nel mondo del lavoro. Queste sono ricerche che non ha fatto Massimo Verdi, ma sono ricerche sul campo di sociologi, sociolinguisti a livello internazionale
diciamo così, commissionati per questo dalle Nazioni Unite. Per cui il problema non è che se il bambino di lingua materna napoletana, diciamo, impara il napoletano, non sa parlare l'italiano, no, ma il problema è che non sa parlare l'italiano perché non conosce correttamente la propria lingua materna, quindi è tutto culturale. E qui è il discorso, a me mi costa dirlo, è il discorso politico. Perché? Perché non ci si capacita, perché per esempio l'articolo 7 della Costituzione ci dice che in sostanza la Repubblica tutela le minoranze linguistiche. Beh, spiegate una cosa, come mai la canzone classica napoletana, il Teatro d'Edoardo, Viviani, Ferdinando Russo e tanti altri, diciamo, o per esempio un grandissimo come Enrico Caruso che si è espresso, il napoletano di lui che si è espresso, l'opera diciamo in napoletano, scritta anche per esempio da Cimarosa, che nasce come Cimmarosa. Se vi andate all'estero troverete Cimmarosa, non Cimarosa. Allora scusate se mi imperno su questo. Come mai questo patrimonio, che è anche quello di Scarlatti, di quella grande scuola operistica napoletana, del teatro di San Carlo, come mai questo patrimonio linguistico, culturale, antropologico, sociologico, altamente diciamo democratico, come mai non è veicolato né protetto né riconosciuto in Costituzione, quindi in questo caso nemmeno come minoranza linguistica, perché in realtà il napoletano non può essere considerato come minoranza linguistica. Basti pensare che tutti i napoletani che sono in giro nel mondo e tutti gli artisti, anche addirittura la grande Céline Dion, con grandissimo rispetto canta in napoletano, quindi veicola questo patrimonio linguistico straordinario che è culturale appunto. Come mai questo patrimonio universale non è protetto, non è considerato né minoranza né fa niente? Cioè praticamente è completamente i nostri bambini, in questo caso, che sarebbero i primi a doverlo apprendere, perché un napoletano sarà all'accordo con Paponte la lingua di creatura in aula, come mai questi bambini non debbano vedere riconosciuta l'importanza del proprio patrimonio linguistico, devono essere sottoposti ad una, diciamo, rappresentazione culturale deviata, deviante, e mi costa dirlo, questo riguarda anche le donne, e qua voglio andare nel lungo della discussione, anche con accetti molto spesso di matrice lombrosiana. Allora, io voglio ricordare a questo punto due convenzioni che sono molto, molto importanti. La prima diciamo, convenzione è quella che riguarda la convenzione appunto sui diritti dell'infanzia. Io non voglio rubarvi troppo tempo, su 9 pagine, alle 5 pagine, sono anche a braccio tanto per l'interlocutore, ma 3 cose ne voglio dire. La prima, questa ve la devo recitare così com'è. La Convenzione sui diritti dell'infanzia, 20 novembre 1989, ex articolo 29, in cui si afferma che gli Stati parti, quindi anche gli Stati che l'hanno ratificata, anche lo Stato italiano, concordano che l'educazione del bambino, vi prego di ascoltare bene queste parole per gentilezza, l'educazione del bambino dovrà essere finalizzata a inculcare al bambino il rispetto della propria identità culturale, della propria lingua e dei propri valori. E ciò è tanto più importante nel caso delle comunità linguistiche locali minoritarie. La Convenzione, ratificata dallo Stato italiano il 27 di maggio del 1991 con la legge numero 176, ribadisce l'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonico del fanciullo, per la preservazione della propria identità, il diritto alla libertà di espressione, articolo 12, imponendo agli Stati ratificanti, cioè nel nostro caso l'Italia, il dovere di inculcare al fanciullo il rispetto della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, così secondo le disposizioni dell'articolo 22 medesimo. Mi vuole l'obbligo, invece, constatare e aprire le vostre riflessioni, somme riflessioni, che ciò non è pienamente non sempre e non pienamente realizzato in Italia, in quanto i bambini di lingua materna napoletana vengono sottoposti sovente ad una rappresentazione mediatica e culturale folclorica, io amo il folklore ma non il folclorismo, o degradata
o attraverso mitizzazioni di successo criminogeno che non fanno onore alla nostra democrazia, alla nostra lingua, al nostro patrimonio culturale di esseri umani napoletani, o falsi riscatti sociali, purtroppo, intrisi molto spesso, di cosa devo sottolineare, perché su questo sto facendo un lavoro con comunità in tutto il giro per il mondo, intrisi molto spesso queste rappresentazioni culturali a livello mediatico, purtroppo anche qualche volta anche scolastico, vi posso dirlo, di allusioni che rimontano a una certa scuola positivista di origine non cristiana. Allora, molto grave, a mio avviso, la rappresentazione tra l'altro di opere con cartoons, quindi cartoni animati, stranieri, dove chi traduce, chi interpreti di questi cartoons rappresentano i personaggi di Gorgo Zootopia, per esempio, i personaggi negativi, uno ce ne sia, un Mariola, la volpe, la faina, quei cartoni animati della Disney, se non erro, Zootopia. Bene, questa faina, truffaldina, aveva chiaro accento napoletano. Io credo che questo sia fortemente lesivo della dignità dei nostri figli, dei nostri bambini, in quanto fanciulli, non soltanto come napoletani, ma come bambini, perché questa rappresentazione, questa diffusione servirà poi a creare una disistima di questi bambini verso loro stessi ed una aperta violazione anche, a mio sommesso parere, della convenzione che contro la discriminazione diciamo così, contro ogni discriminazione razziale. E adesso cercherò anche di spiegare perché la convenzione, va bene, contro le discriminazioni razziali è molto chiara. In realtà la convenzione internazionale, poi chiuderò con quella sulle donne, che quello che sta molto a cuore, internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, per esempio impone agli Stati parte, è nata a voto, pure allo Stato italiano, di la ratificata, di impegnarsi a vietare ed eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme, garantendo il diritto di tutti senza distinzione di origine etnica all'uguaglianza davanti alla legge, in particolare nel godimento di diritti sociali e culturali, ad adottare misure immediate ed efficaci, in particolare nei settori dell'insegnamento, dell'istruzione, di nuovo, della cultura e dell'informazione, al fine di combattere i pregiudizi che portano alla discriminazione. Ora, in realtà la stessa carta ci dice molto chiaramente che occorre vietare l'obiettivo di discriminazione e consentire, quindi anche in questo caso, far sì che gli stessi mass media, diciamo il sistema scolastico, nel nostro caso italiano, debba tutelare, debba evitare qualsiasi tipo di discriminazione che riguarda ovviamente anche il pregiudizio. Ora, voi il pregiudizio culturale. Ora, se voi pensate, allora se io adesso dovessi parlare di napoletano, va bene, in una qualsiasi televisione italiana a carattere nazionale, la gente cosa farebbe per prima? Comincerebbe a sorridere. Questo pensate a quello che vi sto dicendo. Perché se invece parlo inglese o parlo in italiano, perché abbia un chiarissimo e forte, e mi onoro di averlo accento napoletano, non devo, non ho questa caratterizzazione di tipo antropologico e sociologico? Ce lo vogliamo chiedere. E allora, se a un bambino, in violazione, secondo me, di questa stessa carta contro le discriminazioni razziali, perché impone che questa discriminazione riguarda anche, la condizione riguarda anche discriminazione culturale e ovviamente anche linguistica, perché ho detto che la lingua è un mezzo di trasmissione del nostro patrimonio culturale, quello principe. E allora qui siamo in un'aperta lesione anche della carta, posso dire, la carta della convenzione che combatte le discriminazioni razziali. E questo è un grosso problema, magari non sempre viene affrontato. Ed è proprio in questo motivo, per esempio, che noi abbiamo fatto di vari programmi, so se la tipo Stefano potrà magari le varie immagini, abbiamo fatto anche dei programmi radiofonici, come Radio Stampo Web, o a parte io sono autore tra l'altro anche del primo corso di lingua e cultura napoletana
che segue le competenze del QCE, quadro comunitario europeo di riferimento per l'apprendimento delle lingue, di natura europea e riconosciuto qualche annetto fa dal Comune di Napoli, quindi un'istituzione pubblica italiana, oltre ai progetti che abbiamo fatto con Palasciato, eccetera, i programmi radiofonici, le mostre su Giuliano in Campania, su Giambattista Basile, una mostra biografica, documentaria in la lingua nostra, in lingua napoletana e tanto altro ancora, proprio in virtù e per proteggere anche ovviamente gli articoli della nostra Costituzione, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 6, l'articolo 21 sulla libertà di espressione, l'articolo 9, l'articolo 33, libere sono le arti, libero l'insegnamento. Io non credo, perché allora io mi chiedo perché occorre avere tutte queste difficoltà nel poter avere la libertà di poter trasmettere, diciamo, questo patrimonio linguistico sugli studi di Angolo, Tracao e De Falco, per esempio, che sono i nostri luminari di riferimento, perché c'è questo ostacolo a questa libertà garantita costituzionalmente rispetto alla trasmissione di questo patrimonio che non è locale ma è universale, che è il patrimonio della nazione italiana, perché se la canzone classica napoletana è canzone italiana e allora la Repubblica deve titolare come patrimonio della nazione, e questa canzone classica napoletana è in lingua napoletana. Voglio chiudere, non voglio rubare più tempo a nessuno e vi ringrazio e vi perdonerete per questa animosità, ma credo che su certi concetti forse sia dovuta. Voglio anche, ricordare la convenzione, due convenzioni molto importanti, anche perché questo ci riguarda anche rispetto alla rappresentazione molto spesso in Italia della donna, che è anche madre, di lingua materna napoletana. L'articolo, ricordando che l'Unione Europea rispetta la diversità culturale e linguistica, facendo riferimento alla tutela dei diritti umani, voglio ricordare, e poi chiuderò, l'articolo 17 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Le parti, ratificata anche questa allo Stato italiano, le parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto alla loro indipendenza, ovviamente libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità. Va bene. Questa è la convenzione. Però io, qualche annetto io, guardo molto poco la televisione. Forse non so, non consideratela una forma di saccenza o presunzione, non credo di essere tale. Però in mezza volta nella televisione, questo mi permetterà la Presidentessa di parlare in napoletano, penso che sia l'occasione, mezza volta che mi vedo per televisione, poi quando parlavo della televisione italiana, bene, io vedo una firma e guardate la differenza tra l'italiano e il napoletano, mentre l'italiano femmina è quasi dispregiativo, riguarda l'animalità. Nella nostra lingua bella napoletana, la femmina è quella che era la madre tutta, cioè il centro della maternità, il centro dell'universo, è qualcosa di glorioso. Ascoltate la differenza, la femmina è femmina. La notate la differenza? Allora insomma, in televisione mi trovo davanti una donna con un chiaro accento regionale, largamente napoletano, rappresentata come risibile, ignorante, si dice a Napoli sciatta e sciallata. Allora, questa è anche una critica che lo faccio alle femministe, perché io so di essere un grande femminista, perché ci collaboro con le femministe in tutto il mondo, in Italia non si accostano a me. Perché le femministe in Brasile, negli Stati Uniti si accostano a me, molto meno quelle italiane? Perché il movimento femminista, credo io, non si occupa di queste questioni. Io in quanto napoletano non posso, in quanto magno greco, non posso avere in me nessuna briciola di discriminazione né razziale né culturale verso qualsiasi altro popolo. Però se quella donna fosse stata dipinta con un pigmento un po' più scuro in televisione,
le femministe italiane si sarebbero sfacciate le vesti. Perché questo non accade per una donna di chiaro accento napoletano che viene sic et simpliciter rappresentata in modo degradato o degradante soltanto perché il padre è napoletano? E qui secondo me siamo in una violazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta contro le violenze delle donne, che impone ai mass media, nella loro libertà, di evitare la discriminazione e di proteggere la dignità di una donna. Io credo, scusate se mi fermo su questo è un libro che abbiamo fatto in napoletano, valenciano e castigliano con il Sindesius Valencians, di cui ho fatto anche parecchie conferenze a Valencia, perché anche loro non se la passano bene, perché insomma per il discorso del pancatalamismo Marista Carasso. E voglio anche ricordare questo esempio di questa donna sciatta e sciaurata che parla il napoletano, che poi sarà costretta, ecco, che poi anche il famoso parlare bene e parlare pulito, anche mia mamma me lo diceva, perché gli era stato così insegnata a mia nonna. Ma per quale motivo? Perché il sistema, un certo, per non essere diciamo quantista, un certo sistema culturale italiano, certo, sottolineo certo, spero che non sia anacronismo, impone la disistima della propria dignità culturale e linguistica alle mamme napoletane in genere meridionale. Mamma mi diceva a me quando io parlavo napoletano, la mia lingua materna parla bene, quasi che ontologicamente la mia lingua fosse un male di per sé, fosse qualcosa da evitare, che questo patrimonio magno greco di democrazia, spirito filosofico universale fosse quasi qualcosa da rigettare. Allora, secondo me, questa non è soltanto una violazione dei diritti del fanciullo, abbiamo visto la Convenzione, ma è anche una violazione della Convenzione che riguarda, che si oppone alla discriminazione contro le donne. Perché poi la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne impegna gli Stati parti a tutelare, attenzione, la funzione sociale della maternità, ovvero di progresso sociale per una comunità che purtroppo, secondo gli esempi molto chiari e lampanti, basta appicciare la televisione, viene compressa e violata da un'azione educativa materna alla disistima della dignità sociale e culturale dei figli, quale è quella che le mamme napoletane sono indotte, qui c'è la violenza secondo me anche di carattere politico oltre che giuridico, sono indotte perché mamma se della televisione diceva il parlare napoletano è qualcosa di negativo, insegnava a me che quella mia stessa lingua era qualcosa di negativo. Ecco la violazione della funzione sociale della maternità. Quindi la mamma veniva, in quanto donna, veniva violata in quanto donna e mamma, oltre me, e faccio esempi pratici, come bambino, della propria libertà di espressione e della caratterizzazione della nostra identità culturale e linguistica, che aperta e chiusa parentesi, potrei dire che è molto migliore di tanti altri perché il nostro patrimonio è universale, ma non lo dica, ma hanno certamente peggio di altre, espressioni né linguistiche né culturali. E allora, sicuramente avremo in questo caso, e abbiamo nel nostro caso, una limitazione all'esercizio da parte di queste donne di quei diritti umani e libertà fondamentali in campo sociale, culturale e civico che sono solennemente tutelati dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne. E ricordo, e quindi addirittura le nostre donne popolari, cioè le nostre mamme, le nostre donne, si sono fatte agenti di una autolimitazione antropologica, oltre che linguistica. E questo è un fatto veramente aberrante, non soltanto e soprattutto dal punto di vista giuridico, internazionale, ai sensi anche della Costituzione italiana, ma anche politico. E quindi vado a chiudere dicendo questo, come poi passerò magari la parola alla maestra Angela Parlata, in memoria della sua presenza in platea, ricordiamocelo sempre, noi non siamo un sistema patriarcale, il Mezzogiorno e la Campania si fonda sul matriarcato, perché noi basta affacciarsi al Museo Campano di Capua, c'è stanno le madri della tuta,
che sono l'espressione di cui i campani veneravano come generatrici. Noi abbiamo a Napoli la dea de Petra, attenzione, la pietra nera è la nostra, la dea de Petra, fecondatrice. Abbiamo la strada di San Gregorio nella strada di Pastura. Ai tempi venivano, c'è anche la canepola, è stata scoperta in una di quelle che impropriamente si chiama i decumani. No, noi abbiamo gli stereotipi e le pratiche, non dei carri dei decumani, come qualcuno incessantemente. E poi un sassolino alla scarpa, un po' suono, si vedesse, e poi Torino. Napoli è plasmata da Hellas, cioè Napoli è messa, diciamo così, è una Hermes di Hellas, della Magna Grecia. Non è plasmata da Roma, ma Napoli ha dato a Roma e quindi all'umanità la magnogrecità, la democrazia e come dicono e come disse all'Università di Atene, all'Istituto Italiano di Cultura di Atene, grazie ai padri greci, o sapete salviamo la spaletta e se volete date una mano a chi come me cerca di promuovere il diritto, la dignità sociale, culturale, umana e creatura e di firma la nostra. Grazie. Grecia carta terum victorum cedit, ricordiamo Orazio, quindi no, la cultura greca imperversa. Prima di passare la parola però, come suggeriva Massimo Verde, chiedo l'intervento di 3 avvocati che ringraziamo. E in sequenza vorrei l'intervento dell'avvocato Gennaro Danesi, presidente di Alma Mundi e console morale di Nicaragua, tutta la regione Campania, poi l'avvocato Carmine Foreste, consigliere dell'ordine di Napoli, e poi l'avvocato Carmine Martocchi. Prima di passare la parola all'avvocato Danesi vorrei ringraziare il dottor Vicceschi a proposito di consoli onorari, che qui console della Germania, qui in Campania, finalmente allora, la parola all'avvocato Gennaro Danesi. Innanzitutto buongiorno a tutti, con la mascherina, e grazie per l'invito questa splendida cornice, come diceva appunto la Presidentessa Fabrizia Toffi, che ho avuto il piacere di vedere